Curiosità e anche preoccupazione sull'altopiano di Asiago ed esattamente ad Enego in via Coste di là, per l'avvistamento di un giovane orso che ha predato due pecore ma non è riuscito a mangiarle, perché quando è tornato per concedersi il pasto indisturbato nella notte ha trovato una fototrappola che lo ha immortalato e lui, probabilmente lo stesso esemplare monitorato nelle scorse settimane a 11 km di distanza, una volta accortosi della presenza degli osservatori, ha mostrato grande agilità e tranquillità, arrampicandosi e superando una recinzione metallica fissa alta circa 2 metri, per poi scendere all'esterno e dileguarsi molto lentamente nel bosco. L'ultima rilevazione, effettuata sempre tramite fototrappole, è avvenuta nel margine orientale dell'altopiano, confermando la mobilità dell'animale all'interno del territorio. L'assessore regionale alle foreste Dario Bond ricorda che la presenza dell'orso nel territorio regionale veneto rimane un fenomeno sporadico e riconducibile principalmente agli spostamenti di giovani maschi in dispersione provenienti dai nuclei riproduttivi presenti nelle regioni limitrofe o nei territori confinanti. Le segnalazioni sono importanti per aiutare la polizia provinciale a monitorare i movimenti degli orsi.